La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione emessi dalla Procura per i minorenni di Palermo e a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Palermo, eseguiti dal personale della Polizia Postale di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, nei confronti complessivamente di 5 giovani agrigentini ritenuti responsabili di avere videoregistrato un ragazzo minorenne mentre compiva un atto di autoerotismo all'interno di un'abitazione. Il video successivamente veniva diffuso attraverso una nota piattaforma, anche tra gli studenti della scuola frequentata dalla vittima. L'attività di indagine svolta dagli operatori specializzati della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Agrigento è nata a seguito della denuncia della madre della persona offesa, informata dall'accaduto da un docente della scuola frequentata dal figlio. Il video era stato sottoposto all'attenzione dei docenti della vittima da un compagno di classe della stessa, che ritenendo grave il fatto lo aveva segnalato al referente per fatti di bullismo dell'istituto. Grazie quindi ai tempestivi accertamenti effettuati, volti a individuare le esatte generalità dei soggetti coinvolti e alla certosina estrapolazione di alcuni frammenti dello stesso video in questione, nei quali le immagini dei volti degli autori del reato venivano riflesse in uno specchio del bagno, si cristallizzavano elementi di prova che consentivano così alle procure interessate l'emissione dei provvedimenti. I 5 ragazzi sono indagati per produzione di materiale pedopornografico e per il reato di revenge porn.